questa critica noi ma quindi dottor Dall'Ela una qua idea, vado in italiano, potrei farlo in dialetto di Novara o nel dialetto di Borgo Lavezzaro, che è quello dei miei avi, non cambierebbe nulla. Per audio provo ad andare in italiano, vado più veloce. Punto primo, la forza di quello che noi chiamiamo dialetto. Una persona è via da 21 anni, 20 anni, da qua, lo parla, non lo parla, lo ricorda. Questo dialetto ha una forza tale che lo spinge a recuperarlo, che lo spinge a fare che cosa? A chiedere qualche parola? No, a fare un libro. E non un libretto, diventa un libro grosso e altri in cantiere. Qual è la forza? La forza è quella di quello che si chiama identità. Le radici che continuano a dare linfa alla pianta. Il libro. Che libro sceglie? Caspita, il Vangelo. Lui gli è sfuggito il nome di Lutero. È un episodio che cambia una storia. Lutero traduce le Sacre Scritture e le dà al popolo tedesco. Gli dice, questo è tradotto in tedesco, adesso lo leggi. Il popolo tedesco diventa alfabetizzato. Il tedesco diventa una lingua che precede la formazione di uno Stato unitario. Non c'era la Germania unitaria, come non c'era l'Italia unitaria, ma la Germania ha una lingua di popolo, l'Italia non ha una lingua di popolo. Una lingua bellissima che si scrivono 3 letterati che corrispondono fra loro, o si usa per le leggi, ma la gente non lo parla. 1861, 2,5% degli italiani usa gli italiani. Non lo dice qualcuno politicamente interessato, lo diceva Tullio De Mauro. Se in questo 2,5% ci mettete la Toscana e Roma, che dopo il sacco di Roma aveva avuto una toscanizzazione, non entriamo in, capite che fuori da lì non lo parlava nessuno. 1861. Cambia completamente. L'origine di questa diversificazione e divaricazione è Lutero che dà il libro al popolo, alla gente, gli dice leggi, impara la tua lingua. Che effetto ha su un dialetto? La letteratura piemontese comincia un secolo prima di quella milanese. Il primo documento in piemontese sono i cosiddetti sermones, i sermoni subalpini, 22 omelie festive, predic dal dì la festa di un prete anonimo che le usa in chiesa. Se le usa il prete in chiesa è una cosa seria. Se il re di Savoia parla in piemontese è una cosa seria. Se il doge parla in piemontese, se io tratto in Veneto, se io tratto con i turchi in Veneto, è una cosa seria. Qual è la ricaduta? Che nel Piemonte storico, come in Veneto, c'è una coscienza linguistica maggiore, perché non ci si vergogna, perché questa parola dialetto è terrificante. Questa parola dialetto fa scattare nella nostra mente dei meccanismi negativi di cui noi non ci accorgiamo, che non padroneggiamo a livello diciamo razionale, e che proprio per questo sono più negativi e più temibili ancora. Esempio, se io vi dico ieri sono andato a teatro e ho visto uno spettacolo in dialetto, tutti voi, vi sfido a dirmi che non è così, pensate che sono andato a vedere uno spettacolo in un teatro comico, ma io non ho detto che era comico, magari non lo era, ma basta la parola dialetto, no? Un altro di questi luoghi comuni che scattano senza che ce ne rendiamo conto, e qui torniamo al libro, è che in un dialetto si possa scrivere solo qualcosa che riguarda il paese o la città in cui si parla quel dialetto. Sono a Bellinzago, quindi io devo scrivere solo ed esclusivamente qualcosa su Bellinzago. Se io vi dico che faccio una cosa così con l'italiano, mi dite che sono scemo, perché in italiano posso scrivere cosa sta succedendo in Inghilterra, negli Stati Uniti, in India, in Pakistan, nel posto dove volete voi. E perché allora in un dialetto no? Perché c'è questa parola, dialetto. Il libro ci fa fare questo salto, ci obbliga a fare un salto che non è soltanto di tempo, ma è di spazio, ci porta a un'altra realtà che non è quella di Bellinzago, perché non è successo qua a Bellinzago, e si può fare. Quindi ci costringe a fare un passo enorme, fondamentale, che è quello dall'identità alla cultura. Cosa vuol dire questo? Facciamo un esempio, lasciamo stare le parole astratte, guardiamolo in concreto.
Limitarsi all'identità è come uno che va a Firenze a vedere gli Uffizi e tu gli chiedi: perché sei andato a Firenze a vedere gli Uffizi? Perché mia nonna era l'amante del custode. Vi sembra un discorso completo? Per carità, è andato lo stesso agli Uffizi, ma se la sua nonna non era più che allegra, più che prodiga di sé, forse non va a vedere altri musei, se la molla è solo l'identità. Bisogna passare dall'identità, non abbandonandola, ma affiancandola alla cultura. E questo è quello che lui fa con questo libro. La spinta che ci dà. L'esempio pratico si può fare, perché io posso raccontare in teoria, lui la fai, ed è una gran bella differenza. Chiudo, visto che mi hai stimolato su questo e mi fa molto piacere. L'aspetto della grafia è una lenagata. Sulla grafia si litiga in eterno, perché si fa così, si fa cosà, eccetera. Io da un lato spiego, come accennato da te, l'aspetto della grafia così del piemontese, quello che la seconda colonia, il piemontese moderno, dovrebbe essere, da quello che ho capito, il cosiddetto piemontese di Coinè, cioè il livello letterario, che non è più il piemontese di un singolo paese o città, ma piuttosto quello che è diventato della letteratura. In realtà poi l'area di riferimento non è più Torino, perché ormai Torino l'ha italianizzato troppo, ma è la cintura attorno a Torino, ma un'area abbastanza vasta, perché la cosa curiosa è che nel Piemonte storico, quindi oltre il Sesia, c'è una omogeneità linguistica molto maggiore della nostra. Quindi si parlano e si capiscono con notevole facilità da Ivrea a Cuneo. Ovviamente nelle città più grosse è più facile, nei paesi è più difficile, ma c'è minore diversità linguistica. La cosa interessante per leggerlo è, attenzione, che non si legge come in italiano, perché in quella grafia, che è la cosiddetta grafia di Brandé, la compagnia di Brandé è stato un gruppo, ed è tuttora un gruppo importantissimo, eccetera, eccetera, di Torino, usa la grafia ottocentesca che prende dal francese, perché nel 1800 il francese è la lingua di cultura, devo scrivere la E e la U che in italiano non ci sono, fra parentesi. Perdere il dialetto significa che i nostri bambini non sanno più pronunciare la E e la U, però il tedesco e il francese la mantengono. E allora io parto con un handicap che non c'era, per me è assolutamente normale pronunciare queste vocali. Io avevo un professore di filosofia siculo che non era capace di leggere i nomi greci, quindi diceva piurgo e noi ridevamo come matti. Adesso abbiamo dei bambini che hanno gli stessi problemi, perché non hanno più la fonetica più ampia dei nostri dialetti. Quindi, questo per dire quando ti dicono i dialetti non servono a niente, no? Perché il francese e il tedesco mica le buttano via quelle lettere lì per favorirci noi, e noi le abbiamo sempre lette tranquillamente. Dicevo, grafia ottocentesca che prende dal francese, che era la lingua di cultura. Questo vuol dire che la U si legge U e la O senza accento si legge U. Questo perché se no lo leggete completamente sbagliato. Ci sarebbero molte altre cose da dire, le trovate facilmente in rete. L'ultima cosa, e chiudo, è un appello a tutte le persone, siete qua in 2, sarebbe meglio che foste in 50 come minimo, che scrivono in Branzagot, a mettervi d'accordo, a costo di fare come i 2 galli, non interessa, ma mettetevi d'accordo, a trovare una grafia unica. A costo di doverla cambiare, a costo di doversi adattare, a costo di doversi allontanare anche da un modello, io spero che non sia necessario, ma non ho studiato il problema, ma non lasciate che un'autorità pur grandissima di un padre diventi qualcosa di immutabile. Perché oggi scrivete questo dialetto per persone come voi, che in gran parte lo capiscono, e quindi qualunque grafia la va bene, perché se io vi chiedo, ma sul tale incrocio c'è il cartello per andare nel tal posto, se siete qua a Bellinzago voi non lo sapete, perché non lo guardate, perché siete a casa vostra, non avete bisogno di guardare il cartello, no? Io che vengo da fuori ne ho bisogno. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando questo testo sperabilmente verrà dato a qualcuno che il dialetto non lo sa, ha bisogno di appoggiarsi completamente alla grafia. Se un autore scrive in un modo e un altro scrive in un altro, diventerà un problema. Quando cominceranno a esserci parole che non si conoscono più, diventerà un problema come si dice. Io ho 4 dizionari a Novara, ci sono delle parole che non conosciamo più e ci guardiamo in faccia, questa roba qua come si pronunciava? Mi l'ho mai sentito e quindi non riesco a ricostruire la pronuncia esatta.
Quindi, anche se so che è una cosa estremamente spinosa, però guardate che è assolutamente fondamentale per il futuro. Detto ciò, più che complimenti, perché veramente vedere, quando ti dicono che il dialetto fa ridere, il dialetto è la lingua di serie B, eccetera, io me la trovo lì di fianco delle quelle scritte in greco, mi sciolgo, islingui, guarda.